Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati al primo appuntamento odierno con friulitv.net per quanto riguarda la cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Allora apriamo subito un'articolata attività di indagine condotta dai militari della compagnia Carabinieri di Tolmezzo, coadiuvati dalle stazioni di Comeglians e Maiano, si è conclusa con il deferimento in stato di libertà di una giovane 23enne italiana di etnia rom, residente a Udine, responsabile di aver prelevato fraudolentemente un postamat di Fagagna a 600 euro utilizzando una tessera bancoposta oggetto di un furto perpetrato a Dovaro. L'attività investigativa è nata proprio a seguito del furto in un'abitazione avvenuto il 13 agosto scorso a Luincis nel comune appunto di Ovaro. Allorquando, subito dopo l'ora di pranzo, approfittando di un cancello lasciato aperto e dalla momentanea assenza della badante, ignoti si erano introdotti nella casa di una ottantenne del luogo e le avevano derubata sportandole da una borsa il denaro e la carta postamat. Proprio con quella carta, dopo un'ora, a Fagagna, oltre 50 km di distanza dal luogo del furto, erano stati prelevati 600 euro dal conto della pensionata. Le risultanze investigative hanno quindi permesso di deferire all'autorità giudiziaria la giovane, già con precedenti penali per aver commesso altri reati contro il patrimonio per l'ipotesi di reato di ricettazione e uso fraudolento di strumenti di credito digitali. Gli assistiti dimessi a seguito di ricovero ospedaliero, guariti da Covid-19, avranno garantite le prestazioni di specialistica ambulatoriale in forma gratuita per un periodo di 2 anni con decorrenza dal 25 luglio 2021. È quanto stabilisce una delibera approvata dalla Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia su proposta del vicegovernatore con delega alla salute Riccardo Riccardi sulla scorta della legge nazionale 106 che reca misure urgenti emergenza Covid-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. Il lavoro è un diritto previsto dalla Costituzione e il lavoro dà dignità alla persona. E con questa premessa che il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisinta, e l'amministrazione comunale hanno avviato l'ampliamento e il potenziamento del centro tamponi presso la farmacia comunale in via della Crociera 2, al fine di venire incontro ai lavoratori dipendenti del comune che necessitano ottenere il certificato verde per accedere al lavoro. Al di là di ogni considerazione personale, non possiamo permetterci che la macchina lavorativa si fermi. Per ovviare al rischio che i dipendenti comunali non si presentino al lavoro, in qualità di datori di lavoro siamo chiamati anche a offrire le condizioni affinché le attività proseguano e non subiscano limitazioni a causa della normativa sul Green Pass obbligatorio per i lavoratori, ha concluso il sindaco nella nota. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del mattino. Ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e buona giornata a tutti. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.